Allora, un altro tema che è interessante, ce ne sono tanti ovviamente da discutere, però ci hanno fatto pressione quello accennava agli eventi. Gli eventi c'è tutto il comparto di coloro che creano le impalcature, le strutture, i palchi e quant'altro, che sono una categoria di artigiani, di cui non si è parlato se non pochissimo, e le attività sportive con tutto l'indotto che ci sta dietro, di quegli artigiani che forniscono il mantenimento, la ristrutturazione o la stessa costruzione di tanti impianti per le strutture sportive. Anche questi sono rimasti al palo. Qualcosa si riprende, ma non hanno avuto un granché di ristori, di recuperi, no? Economici. Sì, sono settori e filiere che sono ferme ormai da più di un anno e giustamente anche le fiere stesse, per esempio, fiere, che hanno degli indotti. Tutta la parte degli allestimenti, tutta la parte del catering, tutta la parte illuminotecnica, stiamo parlando comunque di migliaia di imprese. Diciamo che nell'ambito del Veneto tra l'indotto di queste parliamo tra le 19 e le 20.000 imprese, per cui un sacco anche di lavoratori e di maestranze che hanno un blocco totale ormai da mesi. E io credo che dal punto di vista poi del suggerimento, abbiamo dato più volte, abbiamo parlato anche nell'ambito regionale ma anche in un contesto nazionale, ci siano le condizioni perché, mantenendo il contenimento degli assemblamenti, regolando magari anche attraverso tamponi l'accesso ad eventuali eventi, ci sia la possibilità di farli ripartire. Gli eventi hanno dimensioni varie, se possiamo fare se sono previste delle partite di calcio con ingressi numerosi tra poche settimane, non vedo perché non si possano fare contesti da 20, 30, 40 o qualche centinaio di persone. Bisogna usare un criterio logico che consente in qualche maniera anche a queste imprese di poter lavorare per poter mantenere le competenze, le maestranze, perché poi alla fine tutto questo impianto ha comunque delle professionalità importanti che rischiano di essere espulse dal settore, e questo non dobbiamo permettercelo, perché alla fine si tratta comunque di lavoratori e imprese che hanno costruito negli anni anche una certa... A questo proposito di espulsione del settore di licenziamenti, perché poi purtroppo arriverà il momento in cui ci saranno anche dei licenziamenti. Voi avete avuto, in occasione della presentazione, torniamo un po' al titolo anche di questo impatto del Covid sull'economia, un incontro con l'assessore regionale Donazzan. Che cosa ha suggerito, cosa ha detto? Abbiamo lavorato e ragionato molto sulla questione delle filiere. Ci sono delle filiere che in realtà hanno costruito negli anni una serie di competenze, di maestranze. Bisogna evitare che questi lavoratori, una volta si apriranno i licenziamenti, vadano fuori da questi contesti. Allora è necessario attivare, cioè sviluppare delle azioni che si chiamano politiche attive, per cui consentire in qualche maniera di ragionare delle competenze, provare ad inserire su altre aziende che magari sono organizzate hanno necessità di nuovi lavoratori, e per evitare che ci sia una dispersione. Ci sono delle filiere importanti, prendiamo l'ambito della moda, prendiamo l'ambito dell'occhialeria, per dire due ambiti dove in qualche maniera si è già iniziato un ragionamento, e poi ci sono comparti che in qualche maniera in questo momento stanno cercando di attirare nuove professionalità. Se pensiamo al mondo della casa, alla filiera della casa, con tutte le partite che si stanno sviluppando in ambito energetico e di ristrutturazione degli edifici, hanno bisogno di nuove maestranze. Le possiamo inserire o trasformare da altri contesti? Cioè noi questo ragionamento qua lo dobbiamo fare conciliando la necessità di domanda ed offerta che ci sono all'interno comunque dei vari settori produttivi. Certo, quindi questo è un altro aspetto importantissimo. Siamo un po' verso la chiusura. Il discorso sostanzialmente del Recovery Fund, in che modo vi può vedere coinvolti? Cioè quanto potrebbe giovare o quanto invece non entrerà nelle possibilità di accesso da parte dei piccoli artigiani, perché è sempre quello il problema. Chi fa grande, chi fa sistema eccetera ne può trarre giovamento, il più piccolo alla fine dice ma noi che cosa ne verrà? Fin dall'inizio noi abbiamo pensato alla necessità del coinvolgimento operativo anche delle parti sociali
all'interno del contesto non solo nazionale ma poi anche nei contesti territoriali. Il lavoro che è stato fatto sul piano regionale di ripresa e resilienza in qualche maniera andava in questa direzione qui. Ci sono le necessità di agganciare appunto le tematiche, quelle che vengono definite prioritarie, per cui il target imprese donne, cioè le donne e i giovani, che sono i due segmenti dove verranno convogliate una parte di azioni, e poi due grandi temi che abbiamo parlato anche prima, la transizione ecologica e la parte della transizione digitale. Le osservazioni che noi abbiamo apportato per arrivare poi, insomma, è arrivata questa formulazione definitiva del Recovery Plan, sono tutte nell'ottica di far cadere a terra nel territorio, dando stimolo anche alle realtà dimensionali delle nostre imprese, per cui non solo grandi progetti macro che vengono gestiti a livello nazionale, ma anche dei micro progetti operativi che possano coinvolgere le imprese del nostro territorio. Noi ovviamente la nostra parte la faremo e cercheremo di stimolare anche la regione perché queste risorse vengano poi calate a terra con delle azioni che vedano protagonisti l'artigianato e il mondo della piccola impresa. Sarà possibile secondo lei? Sì. Deve essere possibile perché è così come succede con la programmazione europea, che sembra distante ed enorme, poi alla fine si declinano dei bandi, delle azioni, delle attività che possono essere calate a terra. Certo. Non c'è... Un altro messaggio, tutti quelli lunghi oggi, bisogna iniziare a capire che dimensione devono avere le aziende italiane, il nostro valore si esprime al massimo nella piccola impresa, mentre nel mondo si fanno accorpamenti e fusioni di multinazionali per miliardi di euro. Dove ci collochiamo noi? E poi tante si quotano anche in borsa. Prima l'abbiamo detto, non cambieremo confusioni il tessuto economico veneto / italiano. Quello che possiamo fare è trovare le formule in ambito di filiera, in ambito di aggregazioni su progetti o su attività per far collaborare le imprese e farle ragionare come imprese strutturate. Questa è l'unica modalità che abbiamo, perché se pensiamo di lavorare in una modalità diversa non facciamo i conti con la cultura e con quello che è un territorio, la realtà con il territorio del quale siamo nati e che comunque fino ad oggi, nonostante le tante difficoltà, è riuscito a far prosperare economicamente e anche dal punto di vista dell'inventiva e del riconoscimento internazionale. Non dimentichiamocelo mai, perché non siamo piccoli e brutti da questo punto di vista, ma abbiamo fatto grande anche molte multinazionali a livello internazionale con le nostre competenze. È comunque una caratteristica di un territorio. Grazie segretario, siamo giunti al termine, grazie a voi telespettatori di aver partecipato e di aver scritto i messaggi, e comunque scriveteci ancora le mail, la puntata come sempre potete vederla anche in replica sul nostro sito, e scriveteci ancora o comunque interagite con l'associazione, con la CNA che rappresenta tutti gli artigiani del territorio regionale. Grazie e buon proseguimento.